settore. Buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Buon venerdì 12 gennaio e allora anche oggi tante notizie, la cronaca, la politica e l'ambiente. Oggi torna l'appuntamento con l'ambiente con Andrea Ferrazzi alle 13, il primo appuntamento del 2024. Parleremo di energie rinnovabili con un importante ospite. Dunque tanti temi che affronteremo. Subito però, come sempre, c'è la cronaca. La cronaca ci parla di una terribile tragedia avvenuta nella notte in A4 tra Palmanova e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. Ci sono 2 vittime, la dinamica è incredibile. Sono scesi dal mezzo per controllare i danni appena subiti dal proprio veicolo dopo un incidente. In quel momento un altro furgone che sopraggiungeva li ha investiti e uccisi. Le vittime sono 2 romeni, Costantin Alexoe di 43 anni e Andrei Robert Balan, 18enne. È successo nella tarda serata di ieri in A4, nel tratto tra il nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro, direzione Venezia, poco dopo il bivio con la A23. Un punto dove la strada si apre a 4 corsie, a poca distanza dalla stazione di servizio di Gonars. Era circa mezzanotte. Secondo una ricostruzione, i 2 cittadini romeni e una donna seduta a fianco del guidatore stavano viaggiando a bordo di un furgone con carrello al seguito quando sono andati a schiantarsi contro il guardrail centrale. Il mezzo è stato sbalzato al centro della strada tra la corsia di marcia e quella di emergenza. I 2 uomini sono scesi dal veicolo per controllare l'entità dei danni. Pochi istanti dopo un secondo furgone li ha centrati in pieno, uccidendoli. Dopo il grave incidente sono stati attivati i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il personale di Autostrade Alto Adriatico, la polizia stradale, 2 ambulanze da Palmanova e Udine, oltre all'elisoccorso. I soccorritori del 118 hanno fatto di tutto per rianimare i 2 cittadini romeni, ma le ferite erano troppo gravi e i medici hanno dovuto decretare il decesso. Anche l'uomo al volante del furgone che ha investito i 2 cittadini stranieri è rimasto ferito, mentre la donna che viaggiava insieme alle vittime dell'incidente era in stato di shock. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. I rilievi delle forze dell'ordine e le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata hanno tenuto impegnati i soccorritori per diverse ore, fino alle 4 del mattino. E i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti alle 21:30 di ieri per un incidente stradale tra 2 autovetture al chilometro 33 dell'autostrada A28, in questo caso in direzione Conegliano. 5 le persone coinvolte nello scontro, 4 delle quali fortunatamente uscite autonomamente dai veicoli, mentre per una di loro i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare i divaricatori per estrarla dall'abitacolo e affidarla alle cure dei sanitari. Successivamente i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza uno dei veicoli che era alimentato a GPL. Questo è avvenuto nella 28 con 5 persone coinvolte. Andiamo però adesso a parlare, fra poco torneremo a parlare di incidenti stradali e di vittime purtroppo anche nella Marca Trevigiana, ma non solo. Torniamo a parlare di un'altra piaga, quella dei furti. Ne abbiamo raccontati tanti episodi in tutte le province, anche a Treviso. Torniamo a Treviso, gli ultimi episodi, l'ultima razzia a Carbonera con un vicolo preso di mira e delle zone che sono delle case che sono state appunto svaligiate. In collegamento Anna De Roberto, credo con il sindaco, di Carbonera. Buongiorno Anna. Sì, buongiorno Nicola. Allora, siamo arrivati in vicolo Arturo Martini scoprendo che in realtà non è soltanto questa la via presa di mira dai ladri, anzi ve ne sono diverse, se non nella scorsa notte, nelle notti precedenti o anche ad esempio l'anno scorso, ma davvero questa zona è stata presa molto di mira dai ladri per la sua vicinanza con la tangenziale, ma soprattutto per essere così adiacente ai campi. Adesso non lo potete vedere perché c'è una siepe, ma dietro questa siepe ci sono dei campi. Che cosa è accaduto? Che la scorsa notte 1 o 2 uomini sono arrivati proprio dai campi, hanno appoggiato una scala molto alta e sono saliti, hanno aperto una finestra e si sono introdotti all'interno della camera da letto di una abitazione, mentre
mentre la famiglia intera stava cenando. Erano le 7 della sera, sono andati a colpo sicuro, hanno razziato tutto quello che potevano trovare, hanno portato via gioielli alla famiglia e se ne sono andati via indisturbati. Noi siamo riusciti a raccogliere questa testimonianza insieme ad altre dei residenti e abbiamo contattato Federico Ortolani, il sindaco appunto di Carbonera, che ci conferma come questa zona sia stata particolarmente presa di mira dai ladri, quindi non solo vicolo Arturo Martini ma anche... Sì, da un colloquio veloce con le forze dell'ordine anche la zona più verso Carbonera di via Salvo d'Acquisto. Allora, sono ladri che sono entrati all'interno delle abitazioni mentre vi erano dentro i proprietari. È accaduto qui, ma è accaduto anche ad una abitazione a pochi metri di distanza. Sono arrivati in 4 e hanno sorpreso le persone. Ecco, come amministrazione comunale è una novità per voi questa modalità particolarmente efferata di introdursi nelle case delle persone? Dal punto di vista dei controlli avete previsto potenziamenti? Sì, allora è sicuramente un'attività spiacevole che viene condotta, di solito appunto venivano condotti dei furti quando la gente non era in casa, quindi questa nuova modalità preoccupa sicuramente di più. Con le forze dell'ordine appunto c'è stato un colloquio, sicuramente i controlli ci sono ma verranno comunque rafforzati sicuramente durante questo periodo e c'è da dire, invito i cittadini sempre a denunciare qualsiasi tentativo anche di introduzione nelle abitazioni, anche se vi sembra poco, però è fondamentale per le forze dell'ordine conoscere e un po' mappare quelli che sono i percorsi di questi malviventi, quindi vi invito sempre comunque a denunciare qualsiasi fatto che vi accade, insomma. Ecco, lei ci diceva che comunque questa è una zona particolarmente setacciata dai carabinieri, perché i carabinieri stanno insistendo molto su Mignagola in questo periodo. Perché? Beh, allora sicuramente come controllo viene comunque distribuito un po' in tutto il territorio, in particolare nelle frazioni di Carbonera e Mignagola si sta monitorando il comportamento di alcuni gruppi di ragazzini che hanno causato qualche appunto vicissitudine spiacevole e stanno cercando di farli desistere in questi comportamenti. Cosa fanno? Ma semplicemente probabilmente per noia non si rendono conto che danneggiare il patrimonio appunto privato può comportare notevoli noie per i proprietari, ecco. Loro lo fanno probabilmente per noia, inconsapevoli però delle conseguenze spiacevoli per i proprietari. Possiamo dire che ci sia una baby gang a Mignagola? Allora, definirla baby gang è un po' insomma forse esagerato, però sicuramente bisogna cercare di far capire a questi ragazzini quello che è il limite, ecco, e cercare ovviamente di non far accrescere il divertimento in questi atti. Attenzione perché lasciamo passare il camion. Tornando alla sicurezza, se lei potesse comunicare con i suoi cittadini che sono stati vittima di furti diverse volte nelle loro abitazioni, che cosa gli dice? Allora, sicuramente tenete comunque alta l'attenzione perché possono esserci anche più di un tentativo, quindi tenete sempre le antenne alte, denunciate sempre e se potete aderite a quelle forme di aggregazioni, ad esempio il controllo di vicinato, che consente in qualche modo di far rete con i vicini e di avvisarsi quando ci sono dei movimenti strani di persone che si aggirano nel quartiere. Ecco. C'è la possibilità di aderire al controllo di vicinato anche consultando il sito del Comune di Carbonera, compilando il modulo. Ci sono i moduli anche al piano terra del comune da compilare e da consegnare subito e poi come amministrazione ci cerchiamo di farsi noi carico di creare questi gruppi a seconda delle adesioni che abbiamo nelle varie vie. Senta Sindaco, in ultima battuta, parlando appunto con i residenti del quartiere, ci siamo sentiti dire da una persona in particolare: ci piacerebbe avere la possibilità di difenderci. Che effetto le fa questa frase? Allora, l'autodifesa può starci quando c'è un incontro ravvicinato, ma è sempre sconsigliabile appunto quando ci sono delle introduzioni in casa, ci sono sicuramente delle modalità per fare scappare questi movimenti, il più delle volte comunque se ne vanno nel momento in cui sono appunto visti, evitate comunque lo scontro perché non è mai, il più delle volte non è proficuo.
Grazie davvero col sindaco Federica Ortolana. Nicola, noi vi restituiamo la linea, adesso continuiamo un po' il nostro viaggio tra le abitazioni per raccogliere nuove testimonianze. Grazie Anna De Roberto, restiamo nella Marca Trevigiana ma torniamo a Treviso per rivedere il raid delle auto vandalizzate, danneggiate per furto, quindi parliamo ancora di furti nella zona di via Zermanese, strada del Mozzato. Sono 15 in tutto le macchine che sono state visitate dai ladri. Le denunce sono state depositate. Nel raid vandalico della scorsa notte ad essere state danneggiate sono state 15 auto in tutto. È la questura a mettere nero su bianco i fatti. Finestrini rotti per rubare, il reato contestato è quello di furto. Ma il caso Sant'Antonino apre una breccia su un quartiere cambiato negli anni, anche per la presenza di diverse nuove attività gestite da stranieri e per essere diventato a tutti gli effetti un luogo in cui si compra e si consuma droga. Se la gente ha paura di parlare, soprattutto se li ha vicino, se li ha come vicini di casa o se praticamente li vede tutti i giorni. La gente ha paura di essere riconosciuta. A testimoniarlo sono gli stessi residenti che più volte hanno segnalato alla polizia. Diverso tempo fa un blitz con gli spacciatori colti in flagrante. A denunciare il degrado anche chi lavora da diversi anni in strada del Mozzato. Io è 30 anni che ho l'attività ed è cambiata tantissimo qua la zona. Non ci sono belle persone che girano. Ho trovato anche vicino alla mia attività delle siringhe, bottiglie vuote di birra, di vino ogni volta. Chi parla ha scelto di chiudere l'attività alle 17 proprio per evitare incontri indesiderati. Ho le figlie che arrivano in autobus alla sera, per fortuna la fermata è qua perché non mi fido a farle camminare da sole. Commerciante come Sandrino Suin, storico barbiere di via Zermanese, mostra la risposta che il comune di Treviso inviò ai residenti alla richiesta di installazione di telecamere in quartiere, negata per mancanza di fondi. Dove sarebbero necessarie? Allora, c'è un punto ai piedi del cavalcavia sul pallone della luce, che allora inquadra tutte e tre le strade in modo che se succede qualcosa abbiamo una sorveglianza attiva. È mai successo qualcosa prima di questo atto di vandalismo? Dietro, in via del Mozzato, c'è stato no vandalismo, un'aggressione a un'infermiera. Aggressione avvenuta lo scorso maggio, il tema infiamma e nel dibattito entra anche il cliente del barbiere. Purtroppo, signora, siamo presi male dappertutto. Le piacerebbe che arrivasse il sindaco qui in zona? Sarebbe bene che facesse un giro in modo da fargli vedere bene dove piazzare queste telecamere, esatto, in modo da non avere una sorveglianza, insomma, di essere meno se c'è qualcosa. Segnalano in strada del Mozzato anche l'alta velocità delle auto, con la richiesta di potenziare con lampeggianti la nuova rotonda, strada teatro di incidenti rocamboleschi dovuti proprio alla velocità. Ancora la cronaca con una notizia dell'ultima ora da Padova, accoltellato all'alba all'interno di un appartamento, lo vediamo dal sito del Gazzettino, 27enne ricoverato in ospedale, è grave. Questo appunto nella notte, vedremo più informazioni fra poco. Intanto sempre a Padova è iniziata, ci spostiamo per un attimo dalla cronaca alla politica, una conferenza stampa del Partito Democratico regionale. Vedete Andrea Martella che parla, lo sentiamo fra pochissimo perché martedì in aula arriva il DDL Autonomia, quindi inizia il percorso in Parlamento. In queste ore appunto il PD specifica la sua posizione anche su quello che sarà la discussione in Parlamento. Sentiamo qualche parola di Martella. È un testo che è una copia sbiadita, un parente lontano del testo che aveva presentato inizialmente Calderoli e anche delle aspirazioni della Lega. Un testo che raccoglie parecchi emendamenti del Partito Democratico, anche di forze di maggioranza, che di fatto lo hanno leggermente migliorato, ma è un testo, come ho detto, irrealizzabile e che comunque conserva un suo potenziale dirompente per l'unità del Paese. Le correzioni più significative che abbiamo apportato riguardano la limitazione dell'oggetto del negoziato ad alcune materie o alcuni ambiti di materie. Vi ricordate che noi fin dall'inizio, quando nel mese di ottobre abbiamo presentato la legge quadro sull'autonomia, avevamo individuato 7 materie che erano quelle sulle quali poteva realizzarsi l'autonomia in Veneto.
si è proseguiti con la retorica delle 23, ma in realtà con l'emendamento approvato lo Stato si può riservare la possibilità di non concedere il negoziato su alcune materie. Certo, era meglio che questo si facesse tramite una legge di carattere costituzionale, ed è per questo che come Partito Democratico, prima firma Andrea Martella, abbiamo presentato una proposta di legge di rango costituzionale nel febbraio del 2023 che prevede di espungere dalle materie cosiddette sulle quali si può esercitare l'autonomia alcune questioni fondamentali: l'istruzione, che pensiamo debba essere nazionale, l'energia, che tutto ha dimostrato come sia una questione sovranazionale, non nazionale e tantomeno regionale, le grandi reti di trasporto, di comunicazione. Ecco, noi abbiamo detto che questo non doveva realizzarsi, non si realizza per previsione costituzionale, però nel testo di Calderoli non c'è più la possibilità di praticare l'autonomia su tutto. È una correzione di non poco conto, visto che qui nel Veneto si continua a parlare di 23 materie come se niente fosse. La seconda questione, non solo su questo punto, poi lo spiegherà meglio Ivo Rossi, che come sempre preziosissimo nel lavoro su questi contenuti al mio fianco, e non solo. Lo Stato può anche recedere dalla concessione di materie sulle quali ha dato l'autonomia. Cioè io ti do l'autonomia non su queste grandi questioni, su una materia, poi ritengo che l'amministrazione non sia efficiente, si può anche tornare indietro. C'è un maggior coinvolgimento del Parlamento, che però avrebbe dovuto essere coinvolto di più, perché il Parlamento non può emendare le intese che vengono approvate. Viene data una indicazione che noi abbiamo chiesto circa i LEP, queste le abbiamo chiesti noi, perché dico se ne parla sempre, no, le abbiamo chiesti noi con la legge quadro fatta dal governo di centrosinistra dall'allora ministro Boccia. E quindi anche perché nessuno si appropri delle cose che sono state proposte da altri. I LEP adesso ci sono, peccato che però non è prevista una dotazione finanziaria. Questa legge, per quanto l'abbiano collegata alla legge di bilancio, non ha risorse finanziarie, si parla di invarianza finanziaria, e quindi c'è il rischio che i LEP vengano approvati, ma magari vengono approvati senza andare al di là di quelle che è la cosiddetta spesa storica, che invece abbiamo detto che deve essere superata, e qualora comunque venissero approvati, siccome sono costosi, perché bisogna stabilire l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge nell'esercizio dei diritti civili e sociali, siccome sono evidentemente costosi, e lo Stato dovrà dire, il governo dovrà dire dove prenderà i soldi per poterli realizzare. Per questo che io dico dove li prenderà, visto che si parla di invarianza, per questo io dico che la legge è di fatto irrealizzabile. Infine, vi ricordate tutta la retorica insieme alle 23 materie fatta sul cosiddetto gettito fiscale, cioè sulla trattenuta dei 9 decimi delle tasse nel nostro territorio? Zaia ne aveva parlato innumerevoli volte. Questa previsione è sparita, e questo è un fatto positivo, perché sarebbe stato largamente incostituzionale e divisiva, ma lo metto in evidenza per farvi capire, per permettervi di dirvi come è molto lontana da quelle che dal racconto che ne è stato fatto. Cioè è una cosa, diciamo, non particolarmente significativa, non finanziata, di fatto irrealizzabile, e dico questo perché invece un processo di autonomia che si potesse realizzare in modo graduale, con risorse finanziarie su alcune materie come noi abbiamo indicato, a cominciare dal sostegno alle imprese, al lavoro, alla rigenerazione urbana, era un processo che era giusto iniziare, ma questo disegno di legge non mantiene grandi ambiguità, mantiene contraddizioni, una certa confusione normativa, e invece non contiene in maniera precisa gli obiettivi di cui sto cercando di parlare. Io termino qui, do la parola a Ivo Rossi, che come sapete è responsabile del PD del Veneto per
la materia dell'autonomia e del regionalismo. Allora abbiamo sentito quello che è l'introduzione di Martella, poi ci torneremo, quindi il testo che comincerà a essere discusso martedì in Senato, dice Martella, è un testo diverso da quello che racconta la Lega, con le correzioni anche che sono arrivate dall'opposizione, dal PD in particolare, e comunque c'è una forte critica sul testo che arriva, lo definisce Martella una legge così com'è irrealizzabile, lo ha ben spiegato il segretario regionale del Partito Democratico del Veneto. Ne torneremo a parlarne tra poco, però è già una prima pietra lanciata sul tema dell'autonomia con il DDL che va in Senato, che inizia di fatto finalmente anche il suo percorso parlamentare. Restando in politica, nel frattempo un altro tema di discussione che poi cercheremo anche di chiedere a Martella quando finirà la conferenza stampa è la questione del terzo mandato, perché come sapete c'è stato un passo importante nelle ultime ore. La Lega ha presentato la proposta di legge per introdurre il terzo mandato per i governatori, la proposta a firma di Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta e presidente della Commissione bicamerale per il federalismo fiscale. Modifica la legge del 2004 che fissava 2 il numero massimo di mandati consecutivi per i presidenti di regione. Si legge nella proposta al fine di valorizzare il lavoro svolto dai governatori e lasciare ai cittadini la possibilità di scegliere liberamente da chi essere rappresentati. Questa è la proposta di legge che è stata presentata, come aveva promesso, da Stefani. C'è tutto un nodo importante a livello politico che ruota, come sapete, attorno al terzo mandato. Si parla anche di un confronto tra i vertici di maggioranza a livello nazionale per trovare una quadra. E come sapete sul terzo mandato lo scontro c'è, è anche forte, soprattutto con Forza Italia. Si dice che si potrebbe dare il via libera a un candidato di Fratelli d'Italia per la Sardegna in cambio proprio del passaggio del via libera a questa proposta di legge della Lega, cioè il terzo mandato per Zaia. Questo ovviamente e chiaramente potrebbe creare degli scossoni all'interno di Fratelli d'Italia in Veneto, perché Fratelli d'Italia, come sapete, rivendica ormai apertamente un candidato dei meloniani in Veneto per il 2025, un candidato governatore. Quindi staremo a vedere anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, se la Realpolitik, insomma gli accordi strategici per le altre regioni potrebbero portare a questa conseguenza in Veneto e anche le conseguenze di questa scelta. Questo è un tema ovviamente molto importante a livello politico. Torniamo alla cronaca. Questa mattina vediamo già le prime immagini, il dolore e la commozione nella Basilica di Santa Giustina a Padova ai funerali della piccola Beatrice Angela Gobbo, la bimba di 5 anni uccisa il 4 gennaio da ben 4 virus che in pochi giorni non le hanno lasciato scampo. Stretti nel dolore, papà Giovanni e la mamma Francesca hanno accompagnato il piccolo feretro bianco all'interno della Basilica, la stessa dove nel settembre 2018 avevano celebrato il battesimo della loro piccola. Rose bianche e iris a ricoprire la bara. Padre Federico Laureata, amico di famiglia, ha celebrato la messa e nell'omelia ha letto il ricordo della piccola fatto dai genitori. Ora sei il nostro angelo, ha detto padre Laureata, riportando le parole dei genitori. Alla fine della cerimonia ha preso parola anche la maestra dell'asilo che ha ricordato il sorriso e la gioia della piccola Beatrice Angela. A proposito di questa vicenda, la tragedia della bimba che ha lasciato sgomento ovviamente l'opinione pubblica che si interroga come sia possibile. Ne parla nel prossimo servizio un pediatra. Com'è possibile che una bambina sana possa morire in così pochi giorni per colpa di 4 virus? È la domanda che tutti si fanno dopo la tragedia della morte della piccola Beatrice Angela di appena 5 anni. Si tratta di casi piuttosto rari, spiega la pediatra Liviana Dadalt. Una piccola percentuale di bambini, direi inferiore al 5%, forse intorno all'1% rispetto a tutte le infezioni. Dicevo, in una percentuale così bassa di bambini, le infezioni però possono avere invece un andamento completamente diverso, un andamento che noi chiamiamo andamento invasivo, andamento fulminante. Dadalt, storica direttrice del Polo della Salute della Donna e del Bambino di Padova e ora presidente della Fondazione Salus Pueri, vuole lanciare anche un messaggio rassicurante. Molto spesso dicevo, più virus o virus e batteri insieme possono coesistere,
come causa di queste infezioni. Questo non necessariamente ne condiziona la gravità. Quindi un messaggio tranquillizzante: le infezioni ci sono frequenti, nella maggior parte dei casi sono benigni, anche se più agenti infettanti possono coesistere. Ancora una volta, per evitare complicazioni è sempre opportuno scegliere la vaccinazione per i bambini. Quello che stiamo vedendo ora è una era, così dire, post-vaccinale, la chiamiamo, no? Che anche i virus, che credevamo essere più benigni, anche i virus, come per esempio il virus dell'influenza, possono determinare in una piccola percentuale di casi questo andamento così fulminante e potenzialmente anche letale. Quindi anche per questi, solo per alcuni di questi, l'arma più forte rimangono le vaccinazioni. Saranno invece celebrati martedì mattina i funerali di Mattia Coada, il bimbo di 8 anni del Lido di Venezia, morto lo scorso 28 dicembre all'ospedale dei Santi Giovanni e Paolo per cause ancora da chiarire. C'è un'inchiesta, ci sono come sapete 6 medici indagati. Ieri si è svolta, anzi nelle ultime 48 ore si è svolta l'autopsia. Sono stati fissati per martedì mattina alle 10:30 nella chiesa di San Nicolò al Lido di Venezia i funerali del piccolo Mattia Coada, il bambino di 8 anni del Lido, deceduto lo scorso 28 dicembre all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia per cause ancora in fase di accertamento da parte della magistratura. La celebrazione funebre seguirà il rito cristiano ortodosso ed è prevista una moltitudine di gente per stringersi attorno alla famiglia di Mattia. Ci sarà tutta la comunità moldava e cristiano ortodossa di Venezia e Mestre, guidata dall'assistente spirituale padre Anatoli Bitaca. Alla celebrazione parteciperanno sull'altare in paramenti sacri, in segno di vicinanza e comunione a questa tragedia, anche sacerdoti cattolici della collaborazione pastorale del Lido. Il piccolo feretro arriverà direttamente dall'ospedale L'Angelo di Mestre, accompagnato dai familiari e amici, dove ieri si è svolta l'autopsia. Sono stati i genitori di Mattia a scegliere la chiesa di San Nicolò proprio perché profondamente devoti alla figura di San Nicola. Al termine degli accertamenti di ieri, il corpo è stato immediatamente messo a disposizione della famiglia, con il nulla osta a provvedere all'ultimo saluto. Martedì, dopo la cerimonia funebre del bambino, ci sarà la sepoltura nel cimitero di San Nicolò. Poi un ultimo momento di ricordo del piccolo grande Mattia, bambino speciale, sportivo e sereno, riservato alla famiglia e ai parenti più stretti. Si terrà all'aeroporto Giovanni Nicelli, di cui il padre è uno dei soci principali. Nell'inchiesta, che dovrà fare chiarezza sulle cause che hanno portato alla morte di Mattia, sono indagati al momento 6 medici dell'ULSS 3 Serenissima, 1 del pronto soccorso, 2 pediatri e 3 anestesisti del reparto di rianimazione dell'ospedale veneziano. Dagli accertamenti autopsici svolti, ieri non è stato possibile capire di cosa sia morto il bambino. Per l'esame dei prelievi istologici ci vorranno mesi. La relazione sarà depositata in procura entro 90 giorni. Torniamo per un attimo a vedere la notizia di cui abbiamo parlato prima, di questo ragazzo. Andiamo accoltellato a Padova, andiamo sul sito del Mattino di Padova. Un ragazzo di 26 anni, padovano, è stato accoltellato questa mattina alle prime luci dell'alba in un appartamento di via Falloppio. Il giovane colpito al torace si trova ora in ospedale, dove è già stato sottoposto a un primo intervento. La prognosi è riservata. In caserma dei Carabinieri ci sono 3 giovani, un ragazzo e 2 ragazze che erano con lui al momento dell'accoltellamento. I carabinieri li stanno sentendo e stanno cercando di capire la dinamica dei fatti. C'è un ragazzo di 26 anni molto grave in ospedale, accoltellamento al torace, e ci sono 3 giovani in caserma dei carabinieri in questo momento. Andiamo a Venezia, o meglio torniamo a Venezia per parlare di barca Velox. Siamo abituati a sentire degli autovelox e spesso quante polemiche hanno scaturito gli autovelox in questo periodo. Lo ricorderete anche i vendicatori degli autovelox. Qui invece però quando si sfreccia a Venezia si sfreccia in acqua, e allora ci sono novità su il barca Velox. Ilaria Marchiori con il vice sindaco di Venezia Tomaello. Buongiorno Ilaria.
Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, perché in questo caso in realtà è una richiesta che è stata fatta più e più volte, soprattutto dai cittadini, nonché da chi la laguna la percorre quotidianamente. Allora sono stati presentati ben 2 emendamenti proprio per attivare in laguna questo Barca Velox, giusto Tomello? Benvenuto. Sì, buongiorno, un sistema unico, come il nome unico, solo a Venezia potevamo avere, però effettivamente è una richiesta che viene da tanti anni, perché Venezia il problema motondoso non c'è da ieri, ma c'è da tantissimi anni. Il sindaco in primis si è mosso anche facendo gli stati generali negli ultimi mesi dello scorso anno e quindi questa proposta di 2 emendamenti fatti in commissione alla Camera, il codice di trasporti che sta cercando di portare avanti il ministro Salvini per una maggiore sicurezza sia dal lato strada ma anche in questo caso della navigazione in laguna, che permette insomma un controllo della velocità nelle acque della laguna, sia in presenza o da remoto, un sistema insomma che se ne parla da tanti anni. Negli anni scorsi sono stati anche ricorsi, varie cose insomma che tutti conosciamo. Adesso con questo sistema penso che si possa cercare di risolvere in parte, o comunque la speranza è totalmente, la situazione del motondoso. Va in votazione probabilmente la settimana prossima in commissione alla Camera, poi il testo andrà in aula sia alla Camera che al Senato, ma insomma se passa la settimana prossima in commissione non dovrebbero esserci più problemi. Ecco Tomello, un problema che da tantissimo tempo preoccupa e viene segnalato non solo dai cittadini, ma dicevamo anche da chi la laguna la vive, in primis i gondolieri. Assolutamente sì, loro ci lavorano anche e quindi insomma è ulteriormente un problema per loro, ma è un problema anche per i tanti che frequentano la laguna per sport, per così tempo libero, chi voga, chi va in laguna, ma anche chi magari frequenta la laguna con imbarcazioni più piccole, quindi motondoso anche insomma per le imbarcazioni più piccole non è una cosa piacevole e quindi insomma magari andando tutti un po' più piano il problema si cercherà di risolvere e fare un bene diciamo anche alla stessa città dal punto di vista ambientale, delle fondamenta delle rive e quant'altro, perché i danni che il motondoso ha causato insomma l'abbiamo visto anche negli anni. Abbiamo visto qualcuno ha anche perso la vita purtroppo, dicevamo a Venezia non ci si ferma mai, questa è una novità. L'altra grandissima novità di cui parliamo da tempo è quella che riguarda il contributo d'accesso che entrerà in vigore ad aprile, ma già dalla prossima settimana ci sarà la cosiddetta possibilità di prenotarsi proprio di già, anche per chi conoscesse già le date in cui volesse recarsi in città. Assolutamente sì, ormai siamo a distanza di 4 o 5 anni da quando il governo nel 2018 ha dato la possibilità alla città di Venezia di attuare questo strumento, poi c'è stato il Covid, ci sono stati altri ritardi, adesso finalmente si testerà questo strumento e quindi si partirà sia con la campagna di comunicazione ma anche con tutte le varie prenotazioni, così sarà solo per pochi giorni all'anno, 29-30 giorni all'anno, nelle giornate più calde diciamo da dopo il carnevale in poi, quindi periodo estivo e autunnale, sarà un test, proviamo a vedere se si riesce a risolvere anche il troppo affollamento di turismo che c'è in città in determinate giornate, poi vediamo come va e cerchiamo di trarre insomma le conclusioni. Vedo che però già anche a livello nazionale questa idea è diciamo considerata o comunque se ne sta discutendo. Ho letto recentemente di Cortina che anche loro pensano di fare uno strumento simile, perché effettivamente le città, i luoghi di interesse di tutta Italia soffrono a volte di sovraffollamento, sia insomma per dare una maggiore lo strumento per dare una maggiore diciamo ai cittadini per cercare che vivano in meglio la propria città, ma anche al turista per godere di un'esperienza migliore in città. Certo, e tra l'altro non è la prima volta che Venezia si farebbe diciamo capofila di qualche progetto in tal senso. Ringrazio il vice sindaco Tomello, qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, grazie al vice sindaco. Noi andiamo velocemente in pubblicità, poi di nuovo ancora cronaca. Dentro e fuori la chiesa, 1 migliaio di persone a Castelcucco per l'ultimo saluto a Patrick Mentil, il giovane di 22 anni morto nel tragico schianto di giovedì scorso lungo la Feltrina a Onigo di Pederobba.
Bara chiara, fiori bianchi, come la luce abbagliante del sole in questa fredda giornata d'addio ad un ragazzo che, come ha detto Don Marco Cagnin nell'omelia, era innamorato della vita, della sua adorata famiglia, della fidanzata Sara, ma anche dello studio, della bicicletta, dello sport e dell'amicizia, come testimoniato dai tanti giovani che hanno voluto essere presenti al funerale. Aggiungiamo anche, grazie alla vostra bontà, cari familiari, alcune persone che da oggi sono diventati amici di Patrick, con questo gesto di donare alcuni organi del suo corpo. Così potranno avere una vita migliore. E allora grazie Patrick per questa tua testimonianza di vita e di cuore. Grande generosità di Patrick e della sua famiglia, presente una delegazione dell'Aido e del SUEM di Crespano, al quale verranno destinate le offerte raccolte. Sul sagrato della chiesa i messaggi dei compagni di squadra e di chi, nella sua purtroppo breve vita, gli ha voluto bene. Mi chiedo il motivo di tanto dolore, cosciente del fatto che nessuno potrà mai darmi una risposta. Mi consola sapere però che sarai sempre con noi, accompagnandoci in questo breve percorso che è la vita, che senza di te ci sembra infinito. A Patrick, che ha sempre avuto un posto nel mio cuore, che d'ora in poi sarà nei miei pensieri giorno dopo giorno. A Patrick, che starà già sciando tra le montagne del cielo, perché da lassù si è più vicini alla neve fresca. Grazie. Le note di Justin Timberlake hanno chiuso la cerimonia con gli amici che con tanti pennarelli colorati hanno scritto sulla bara un ultimo messaggio a Patrick, strappato troppo presto alla vita che tanto amava. E a Padova ha patteggiato 2 anni di pena il giovane che nel maggio del 2022 travolse e uccise un'anziana in bicicletta e poi scappò senza prestare soccorso. Il 7 maggio del 2022, mentre era alla guida della sua auto, investì e uccise l'ex infermiera Gabriella Beltramello, 73enne di Cittadella. Il pirata della strada, all'epoca dei fatti, 22enne, non si fermò e si costituì 3 giorni dopo ai carabinieri. Il giovane ha patteggiato una pena di 2 anni che è stata accolta dal giudice, che ha anche deciso per la sospensione condizionale della pena, a condizione che il giovane partecipi a un corso di educazione stradale con l'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Al 24enne è stata anche sospesa la patente per 2 anni. La morte dell'ex infermiera, molto conosciuta a Cittadella per il suo impiego in ospedale, aveva scosso molto. L'anziana, la sera del 7 maggio, verso le 21:30, stava rincasando in bici dopo essere stata a trovare il figlio. Mentre percorreva via Casaretta, a pochi metri dalla sua abitazione, è stata colpita dall'auto del giovane e scaraventata a bordo strada. Nonostante i soccorsi e le cure, la 73enne è spirata il giorno dopo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. L'investitore, dopo 3 giorni di silenzio, si è costituito ammettendo di essere fuggito per paura. I carabinieri erano già sulle sue tracce grazie ai reperti dello specchietto retrovisore caduto nell'impatto. La perizia ha stabilito che il giovane superava i 50 km/h in una strada stretta dove vige l'obbligo dei 30 km/h. La famiglia della vittima ora avvierà una causa civile per la richiesta dei danni. Il questore di Padova ha emesso 3 DASPO nei confronti dei tifosi mantovani, di cui uno minorenne, che durante la trasferta a Padova stavano cercando di entrare allo stadio Euganeo con un pugnale nascosto nell'asta della bandiera. Non potranno entrare allo stadio per 5 anni 2 tifosi di 51 e 43 anni del Mantova. Bandito per 3 anni invece il figlio 17enne di uno dei 2. I 3 lunedì sera, durante la partita contro il Padova, erano stati controllati durante le fasi di prefiltraggio allo stadio Euganeo e bloccati perché all'interno dell'asta portabandiera nascondevano un pugnale. Ad insospettire i poliziotti e gli steward impegnati nei controlli dei tifosi mantovani che entravano nella curva nord dell'Euganeo, la forma dell'asta della bandiera, chiusa alla fine da un grosso pomello. Quando gli agenti hanno svitato il tappo del vessillo mantovano, è comparso il pugnale, un'arma della lunghezza di 23 cm con una lama a doppio filo della lunghezza di 9 cm. Il 17enne è stato così fermato, identificato, così come i 2 adulti che lo accompagnavano, il padre 51enne e l'amico 43enne. I 3 erano arrivati da Mantova a bordo di uno dei pullman organizzati dalla tifoseria che segue sempre la squadra. La Digos di Padova, dopo gli accertamenti, ha denunciato padre e figlio e anche l'amico che era con loro. Il 17enne dovrà rispondere del reato di porto d'arma, il padre di omessa vigilanza e l'amico di favoreggiamento. Per i 3 poi è stato disposto il DASPO, ovvero il divieto di prendere parte a qualsiasi manifestazione sportiva. 5 anni per i 2 adulti, 3 anni per il minorenne, vista la pericolosità dell'arma che voleva far entrare allo stadio.
Il tema, la piaga dei femminicidi. Bujar Fandaj, il quarantenne kosovaro che ha ucciso la giovane Vanessa Ballan, ha deciso di parlare e sarà sentito dal magistrato il 30 gennaio. Racconterà la sua verità, parlerà di quella relazione con Vanessa che lui non accettava di chiudere. Il 30 gennaio, se non ci saranno cambiamenti, Fandaj Bujar racconterà al magistrato la sua versione. Fino ad ora l'uomo, rinchiuso nel carcere di Treviso, aveva scelto il silenzio. Accusato di omicidio volontario pluriaggravato, nell'interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere. Tante le domande che attendono una risposta. Perché il 41enne quel giorno si è precipitato a casa di Vanessa, armato e pronto ad ucciderla. La ragazza lavorava in un supermercato, ma era a casa in maternità. L'uomo in qualche maniera sapeva di questa gravidanza? Domande che hanno bisogno di una risposta per chiudere il cerco di un delitto brutale e violento. Intanto gli inquirenti attendono il risultato del DNA sul feto che la giovane mamma portava in grembo. Questo potrebbe portare a chiarire almeno in parte il movente di questo delitto. E rimangono impresse le immagini di una telecamera di videosorveglianza dell'uomo che quella mattina scavalca il muro dell'abitazione di Vanessa e getta nel giardino un borsone. Dentro tutto quello che gli serve per sfondare la porta e non dare possibilità alla 26enne di scappare. La coltella senza pietà lasciandola a terra esanime. Poi fugge, gira, cerca di depistare gli investigatori e torna a casa, forse per prendere i documenti e poi scappare, ma i carabinieri lo attendono fuori dall'abitazione. Quando arriva sfondano la porta e lo ammanettano. Alla luce emerge una storia fatta di persecuzioni e di minacce. Tutto ora al vaglio degli inquirenti che stanno passando al setaccio i telefoni di entrambi. Lui deve anche rispondere di stalking e violenza sessuale mediante ricatto. Intanto la Procura di Treviso il 29 dicembre ha inviato alla Procura Generale le 2 relazioni richieste dal ministro Nordio per la mancata emissione di un provvedimento dopo la querela presentata da Vanessa Ballan. Una richiesta di informazioni, come ha spiegato il capo della Procura di Treviso. Sempre nella Marca il clima di terrore in casa con continue vessazioni e maltrattamenti creato da un 24enne senegalese arrestato dai carabinieri di Vittorio Veneto. Le vittime di questi maltrattamenti erano la moglie e la madre, e i suoi 6 fratellini. Guardatemi bene perché davanti avete un serial killer, gridava alla mamma e ai fratellini, il più piccolo di soli 10 anni con una catena di ferro in mano. I carabinieri di Vittorio Veneto hanno messo fine a mesi di minacce e vessazioni nei confronti di un'intera famiglia ad opera del figlio più grande, un 24enne nulla facente del vittoriese di origini senegalesi. Imponeva così il proprio dominio in casa in assenza del padre deceduto, i fratelli trattati come schiavi. Dovevano lavargli la schiena, essere presente a tutte le sue esigenze. Ci sono delle lesioni anche sulla sorella maggiore abbastanza significativi. Se il cibo preparato non gli comodava, lo gettava tra i rifiuti. Quando era alterato e sotto l'effetto di droga seminava terrore in casa. Picchiava le sorelle, gettava elettrodomestici dalla finestra, come quando buttò giù un televisore insieme ad alcuni quadri. Le prime denunce sono arrivate con le prime richieste di intervento della famiglia. All'inizio sono state un po'... non volevano denunciarle, ma poi sono state seguite dai colleghi del territorio. Le continue richieste, a quel punto sono state fatte le notizie reato alla magistratura, con le quali è stata seguita in un modo abbastanza significativo. E lo dimostra anche il fatto che è stato arrestato per ben 3 volte. Un soggetto pericoloso, la mamma e i fratelli vittime della sua ferocia. I militari hanno potuto agire su mandato della Procura della Repubblica forti di diversi referti di pronto soccorso e denunce presentate contro di lui. L'ultima aggressione nei confronti delle forze dell'ordine arrivata in casa sua l'ha portato al primo arresto ad ottobre. Il giovane si trova già in carcere a Santabona. Ora a suo carico sono diversi capi di imputazione, maltrattamenti familiari, lesioni personali, minacce, resistenza pubblico ufficiale. Il simbolo dei femminicidi non solo in Veneto ma in tutta Italia è stata nel 2023 la povera Giulia Cecchettin, confermata la cerimonia di laurea post mortem all'Università di Padova per il 2 febbraio. Quella laurea in ingegneria biomedica che Giulia Cecchettin doveva ricevere lo scorso 16 novembre, che non ha mai discusso perché uccisa 4 giorni prima dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, le verrà conferita con una cerimonia pubblica il prossimo 2 febbraio nell'aula magna del Bo. La data era già stata confermata poco dopo i funerali della studentessa avvenuti lo scorso 5 dicembre. L'organizzazione della cerimonia è iniziata perché all'evento dovrebbero prendere parte anche molte istituzioni. Dovrebbe arrivare a Padova la ministra dell'Università, Anna Maria Bernini,
Bernini. Certa anche la partecipazione del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Intanto in questi giorni è stata installata nel Dipartimento DEI di Ingegneria che Giulia frequentava un'opera d'arte dell'artista Olga Amendola, un pannello con un celebre verso della canzone di Marinella di De André, vivessi solo un giorno come le rose. La scultura rimarrà 2 settimane vicino alla panchina rossa in memoria di Giulia e di tutte le donne vittime di violenza. L'assassino di Giulia, come sapete, Filippo Turetta, è rinchiuso nel carcere di Montorio a Verona. Peraltro in queste ore, in questo momento, c'è una conferenza stampa del sottosegretario della giustizia Andrea Ostellari proprio nel carcere di Montorio. Come sapete, il carcere dove ci sono stati diversi tentativi di suicidio nella casa circondariale, è il carcere anche dove ci sono state tante polemiche per il trattamento riservato a Filippo Turetta. A proposito di carceri, a Vicenza il caso del detenuto che ha distrutto l'impianto fotovoltaico della casa circondariale diventa un caso politico e la prima reazione arriva dalla Lega, dove la consigliera regionale Silvia Maino torna su una sua proposta. Ancora un'aggressione, ancora in carcere, ancora vittime gli agenti di polizia penitenziaria. Nella casa circondariale di Vicenza dall'inizio del 2024, in poco più di una settimana sono già 2 gli episodi destinati a far discutere. L'ultimo poche ore fa, quando un detenuto di difficile adattamento, che per innumerevoli aggressioni ai danni degli agenti è già sottoposto al regime 14 bis OP, ha colpito con un manico di legno l'agente preposto all'apertura dell'aria che purtroppo è finito in ospedale. Questo a pochi giorni dal caso di un altro detenuto che, salito sul tetto del nuovo padiglione, ha devastato l'impianto fotovoltaico del carcere di Vicenza. Oggi la polizia penitenziaria chiede un giro di vite per i detenuti difficili e più investimenti sulle case circondariali, oltre a un riclassificamento della casa circondariale di Vicenza che nel corso del tempo ha modificato radicalmente la struttura penitenziaria e la tipologia dei detenuti. La questione va risolta urgentemente dalle istituzioni politiche e la consigliera regionale Silvia Maino è tornata a proporre di dotare la polizia penitenziaria di taser. Nel 2022 a settembre si contano 9 aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria e 14 manifestazioni di protesta collettiva. Gli agenti non si sentono sicuri e con il taser, che è un elemento di grandissima deterrenza perché consente da 3 a 9 metri di poter intervenire senza causare danni fisici al detenuto, potrebbero lavorare e sentirsi più in sicurezza nel loro ambiente. Grazie a questo governo finalmente ogni casa circondariale ha avuto il suo direttore in servizio stabile. Parliamo di Vicenza, Venezia, Padova, Rovigo e Belluno. Adesso è ora di passare al taser, è ora di garantire agli agenti di polizia penitenziaria di lavorare in sicurezza. E poi c'è l'altra faccia della medaglia dei giovani, dei tanti, troppi suicidi all'interno delle carceri. Ne abbiamo parlato prima. È stata aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio sulla morte di Stefano Voltolina, il 27enne originario di Chioggia che si è tolto la vita lunedì pomeriggio appunto nel carcere, ma il PM ha disposto l'autopsia. Nel carcere Due Palazzi Stefano aveva ritrovato come volontaria la sua professoressa delle scuole medie. L'abbiamo intervistata, sentiamo le sue parole. Stefano lei lo aveva conosciuto nella sua carriera di insegnante nel periodo delle scuole medie e il suo sguardo l'aveva talmente colpita che una volta che l'ha rincrociato nella biblioteca del carcere ha detto: è Stefano. Quel giorno, io adesso mi ricordo, quel giorno quando lui è arrivato, erano in 2, lui e un altro ragazzo, sono entrati così un po' spavaldamente, era la prima volta che venivano in biblioteca, quindi hanno attirato un po' la mia attenzione e lui mi ha immediatamente ricordato qualcosa. E quando poi è arrivato a registrare i libri che aveva preso, gli ho chiesto: ma scusi, lei come si chiama? Stefano. E a quel punto Voltolina, sì, io sono la mezza casa, gli ho detto. E a quel punto so che tutto si è bloccato e dopo non vedevo l'ora di ritrovarlo. Cioè al giovedì quando andavo io dicevo: speriamo che venga Stefano, speriamo che ci sia
3 volte è venuto. E, insomma, ovviamente ero contenta di vederlo. La notizia è arrivata praticamente subito. Sì. Cosa ha pensato? Lei ha scritto: è un fallimento. Senta, non è la prima volta che arrivano queste... Scusate un attimo. C'è una riflessione che deve partire da una storia come quella di Stefano, perché storie come quelle di Stefano non accadano più. Quando io li incontro dentro lì in biblioteca oppure nella redazione di Ristretti, mi sembrano delle persone che hanno tantissime risorse. Sono dei ragazzi in gamba. Spesso riesco in pochi minuti a parlare con loro, arrivare al nocciolo di questioni. E io dico, ma non è possibile che questi ragazzi non abbiano un'altra possibilità. Poi trovo persone adulte che là dentro sono cambiate, e Stefano faceva di tutto. Non si può dire che non ci abbia provato, Tutto quello che gli è stato offerto lui l'ha preso. Quindi non c'era un'altra possibilità per lui. Parole drammatiche, una storia drammatica, invece adesso raccontiamo una bella storia che riguarda Padova e riguarda la Marca trevigiana. Una lettera, la lettera di un soldato in Russia, ritrovato dopo 81 anni da un giovanissimo appassionato di storia e soprattutto delle sanguinose guerre che ci hanno attraversato. Allora, Lucio Zanato a Macerata sul Piave. Buongiorno Lucio. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, siamo in diretta a casa Mazzonetto, sono con Edoardo, 22 anni, vieni più avanti Edoardo, fatti vedere perché è una bella storia. La prima bella storia sicuramente riguarda la lettera, la seconda bella storia riguarda che l'abbia ritrovata un 22enne ancora, perché i giovani dicono sempre che non sono più appassionati di nulla, invece guardatelo qua, lui è appassionatissimo. Allora Edoardo, raccontaci un po' di questa lettera, racconta che cosa racconta questa lettera e soprattutto che cosa hai provato nel ritrovarla. Allora, la lettera è frutto di uno scambio con un collezionista veneziano e era immersa in un'altra marea di altro materiale, sempre risalente alla Seconda Guerra Mondiale, ma questa, analizzandola, rileggendola, era speciale perché con la ricerca a cui ho dato seguito ho scoperto che il soldato che scrisse questa lettera risulta disperso esattamente 10 giorni dopo l'invio di questa lettera, appunto. Ecco, cosa racconta questa lettera? Questa lettera è un augurio alla nipote di questo soldato che era giovanissima, aveva circa una decina d'anni, e contiene gli auguri di Natale e un'analisi personale rispetto alla Seconda Guerra Mondiale che si stava in quel momento vivendo, ed è ricca di frasi particolarmente significative. Ecco, la bambina del tempo è diventata, immagino, nonna nel frattempo, e tu sei riuscito a ritracciarli? Allora, lei, ahimè, pochi anni fa è scomparsa, però sono ancora presenti le figlie, addirittura il figlio del soldato stesso, e in questa lettera traspare il legame forte che c'era tra la nipote e lo zio. E proprio per questo la figlia della destinataria di questa lettera ha dato come nome proprio il nome di questo soldato, Renato. Ecco, allora, due cose velocissime perché poi dobbiamo dare la linea. La prima, che cosa hai provato, che cosa rimane dentro un giovane di 22 anni leggere questa lettera e capire la sofferenza della guerra in Russia, ma delle guerre in genere? Un'emozione fortissima perché questo probabilmente è l'unico modo per riportare a casa qualcosa di un disperso in Russia e, diciamo, ridare qualcosa di lui alla sua famiglia, qualcosa che è loro di diritto e che la storia e la guerra gli ha strappato via. Ecco, la seconda cosa invece, velocemente, tu sei appassionato di storia al punto tale, ma questo non lo sanno neanche i telespettatori, che hai fatto da comparsa al film su Baracca e anche su un altro documentario, però hai fatto la parte dell'austro-ungarico. Cosa si prova? Non è sempre facile perché soprattutto in Italia, insomma, eravamo nemici,
Però la storia va, diciamo, ricordata da tutti i punti di vista ed è importante, secondo me, sempre valorizzare anche il punto di vista del nemico, perché tendenzialmente la storia la scrivono i vincitori e invece la storia, diciamo, deve vincere questo limite e deve dare la parola a tutti. Senti, ma a 22 anni perché ti sei appassionato così tanto? Di solito uno a 22 anni si appassiona di altre cose. Sì, però diciamo che la storia riesce a regalarti delle emozioni che altri sport e altre cose che comunque a questa età sono molto frequenti non possono darti, e questa ne è la riprova. Ecco, credo che abbiamo raccontato tutto. A te, Nicola. Grazie davvero a Lucio Zanato e anche grazie Edoardo, complimenti per questa sua passione. Adesso noi andiamo velocemente in pubblicità, poi apriamo la pagina dedicata all'ambiente. Con Andrea Ferrazzi parleremo di energie rinnovabili. Di nuovo in diretta con la nostra prima edizione. Allora, lo dicevo all'inizio della trasmissione, oggi torna l'appuntamento con l'ambiente, il primo appuntamento del 2024 con l'ambiente, con Andrea Ferrazzi. Buongiorno e buon anno. Buongiorno a lei e buon anno a tutti. E allora, oggi parliamo della sfida delle energie rinnovabili e delle politiche industriali per le energie rinnovabili. Lo facciamo con un ospite molto importante che è in collegamento Skype con noi, Giuseppe Argirò. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Amministratore delegato di CVA SPA e anche vicepresidente di Elettricità Futura, che racchiude all'interno degli industriali il 70% del mercato elettrico italiano. Adesso le chiederò esattamente le due realtà, insomma, qual è l'importanza anche di questo ruolo. Vedo che è all'interno, dov'è? Dove si trova? Noi siamo nella nostra centrale di Châtillon, proprio a 2 passi dalla nostra sede aziendale, lungo il fiume, la Dora Baltea, che attraversa la nostra valle, e qui c'è una meravigliosa centrale di circa 30 megawatt di potenza installata che produce e continua a produrre da decenni energia pulita, la migliore energia pulita che è quella da fonte idroelettrica, perché è la più programmabile ed è quella che garantisce la miglior continuità in assoluto. Allora, le chiedo subito, cos'è CVA SPA? Intanto il consorzio Valdostano delle Acque, compagnia Valdostana delle Acque, però non è solo questo, insomma si parla di idroelettrico, come dice lei, l'attività più importante, ma anche fotovoltaico ed eolico, e poi le faccio un'altra domanda e poi andiamo da Ferrazzi. Però innanzitutto cos'è CVA? È una realtà molto importante, parliamo di Val d'Aosta. Sì, il gruppo CVA è un'azienda totalmente pubblica, controllata al 100% dalla Regione Valle d'Aosta attraverso la finanziaria regionale Finaosta. Nasce da uno spin-off di Enel, quando alla fine degli anni 90 ci fu la liberalizzazione dei mercati, e con un'operazione lungimirante, importante, la Regione Valle d'Aosta investì una cifra importantissima per allora, parliamo di circa 1.500 miliardi del 2000, per riacquisire questo complesso industriale di energia green idroelettrica che è costituito da 6 dighe e 32 centrali che insistono naturalmente sul territorio della Valle d'Aosta. Da allora il gruppo ha fatto molta strada. Noi siamo dal punto di vista idroelettrico il 4º operatore del paese, ma siamo il 6º operatore in termini di produzione di energia complessiva nel paese. Tra quelle pubbliche, totalmente pubbliche, siamo certamente i più grandi tra le aziende pur green che producono solo energia rinnovabile. E come dicevate, abbiamo affiancato nel corso degli anni alla tradizionale produzione idroelettrica, da cui nasce il gruppo Compagnia Valdostana delle Acque, una serie di impianti che sono fotovoltaici ed eolici già operativi, ma soprattutto un piano industriale importante che nel nostro caso nei prossimi 5 anni vale 1 miliardo e 600 milioni di investimento, naturalmente sulla parte dello sviluppo di nuova impiantistica rinnovabile fotovoltaica ed eolica, sulle nostre reti di distribuzione, perché gestiamo anche la distribuzione della Valle d'Aosta, sull'open innovation e naturalmente sulle attività di mercato nel rapporto col mercato, sia retail che imprese, sulla vendita di energia. Quindi una azienda totalmente integrata verticalmente, e con le acquisizioni che abbiamo anche realizzato proprio nella logica della strategia del piano industriale nell'ultimo anno, abbiamo realizzato un'azienda che di fatto è un'azienda totalmente verticale, perché va dall'origination, cioè dalla partenza dello sviluppo degli impianti, fino alla realizzazione e la gestione e la vendita dell'energia successiva. Quindi direi un'azienda totalmente green, e totalmente integrata e totalmente pubblica. Quindi un caso abbastanza unico, direi, in Europa. Lei è anche vicepresidente di Elettricità Futura. Cos'è Elettricità Futura?
Città Futura è l'associazione aderente a Confindustria di tutti i produttori di energia. Ho avuto l'onore qualche mese fa di essere nominato vicepresidente con la delega proprio all'idroelettrico, che rappresenta tra le rinnovabili sicuramente l'asset strategico più rilevante in assoluto, dato che, come è noto, l'idroelettrico rappresenta del complesso della produzione rinnovabile il 40% del totale. E quindi ho avuto questo grande onore che i colleghi hanno voluto farmi, e rappresentiamo, diciamo, le istanze del mondo delle imprese. Come associazione complessivamente rappresentiamo circa 500 operatori che fanno 70% circa del mercato. Sull'idroelettrico di fatto rappresentiamo all'incirca il 90% della potenza installata e dell'energia prodotta dal punto di vista idroelettrico al paese. Siamo aderenti a Confindustria e quindi direi che è l'associazione in assoluto più rappresentativa del mondo energetico nel nostro paese. Ferrazzi, Argirò rappresenta, abbiamo parlato tante volte, no, delle energie, delle politiche industriali, l'industria, le imprese rivolte a questo capitolo fondamentale per il nostro futuro. È un esempio molto importante. Beh, vede, è importante perché senza energia noi non viviamo. Senza energia non sarei arrivato qui per la trasmissione questa mattina, questa trasmissione non si potrebbe fare, le imprese sarebbero chiuse, nulla funzionerebbe. E allora il tema dell'energia è un tema assolutamente centrale, e qui oggi ragioniamo di come si produce questa energia, perché l'esempio che abbiamo questa mattina plasticamente dinanzi, portato da Giuseppe Argirò, è un progetto di energia green, che è esattamente la strada che dobbiamo percorrere, perché veda, noi a livello mondiale la maggioranza dell'energia che produciamo, anche quella elettrica, è prodotta bruciando combustibili fossili. La fermo subito, così commentiamo la slide numero 3. Lo chiedo alla regia, Simone Mello e Alessandro Granziera, che ringrazio. La slide sulla produzione di elettricità, così vediamo anche visivamente la produzione di elettricità nel mondo, da dove viene. Beh, guardi, a livello mondiale, questi sono tra gli ultimissimi dati, la maggioranza, come vede, relativa della produzione deriva addirittura dal petrolio, dal carbone, cioè si brucia carbone. Il 35%, questo è un dato 2020, ma non è migliorata la situazione negli ultimi anni anche causa Covid e tutte le conseguenze. Il 35% della produzione mondiale di energia elettrica è fatta bruciando carbone. E poi subito dopo il gas. E il carbone sappiamo benissimo che è la fonte, diciamo, più inquinante, ha più grande impatto ambientale, quella da superare, quella sulla quale finalmente si è avuto il coraggio di inserire il concetto, diciamo, di superamento anche nella COP28, cioè ci sono voluti 27 COP per avere la capacità di inserire nel documento finale di decisione complessiva dei 197 paesi il fatto che il carbone e tutti, diciamo, i derivati dei combustibili fossili dovessero essere superati come fonte energetica. Non è stata risolta, non si parla in quel documento purtroppo di phase out, cioè di taglio, ma si parla di transition away tecnicamente, cioè una fase di transizione, peraltro insomma con molte scappatoie. È comunque tuttavia importante che all'interno del documento finale sia stato inserito questo. È di ogni evidenza che poi va aumentata in questa torta tutta la fetta delle rinnovabili. D'altro canto, sempre nella COP degli Emirati Arabi che si è conclusa un mese fa, altre due decisioni importanti sono state assunte, cioè una di queste grandi decisioni è stata che entro il 2030 a livello mondiale bisogna triplicare l'energia prodotta da fonti rinnovabili. Non c'è dubbio alcuno che quando parliamo di fonti rinnovabili parliamo di fotovoltaico, parliamo certamente di energia, diciamo, dal vento, quindi dell'eolico, ma parliamo anche dell'idroelettrico che nel nostro paese appunto produce il 40% dell'energia rinnovabile, quindi anche questo è un settore assolutamente di grande importanza e appunto sul quale bisogna lavorare con grande intelligenza. Argirò, vorrei che commentasse anche lei questa torta, insomma le rinnovabili hanno ancora un peso troppo basso, l'idroelettrico c'è, però sempre dietro i colossi, chiamiamoli così, carbone e gas. Che effetto le fa? Lo sa benissimo lei chiaramente, ma insomma vederlo così, questa torta che rappresenta una realtà che ancora non va bene. Condivido totalmente l'analisi fatta da Andrea Ferrazzi, che saluto, sia sulla COP ma anche sulle considerazioni generali che faceva. È evidente che una transizione che trasferisce un sistema economico globale
da una posizione e la porta ad un'altra, mette in discussione degli equilibri giganteschi, degli equilibri rilevantissimi. Questo avviene in questo momento, e questa transizione rappresenta più di qualsiasi altra cosa una rivoluzione che è prima di tutto culturale. Questa rivoluzione culturale fa fatica ad andare avanti perché naturalmente gli interessi in gioco sono rilevantissimi, però io ho la convinzione assoluta che la sensibilità diffusa nelle persone a livello anche globale, e prima o poi diventerà una sensibilità anche dei governi, in modo ineludibile andrà nella direzione della transizione, quindi della decarbonizzazione dei cicli di produzione energetica. È chiaro che oggi noi abbiamo la fortuna di avere la tecnologia che ci consente di decarbonizzare la produzione energetica, ma pensiamo ad un paese come l'Italia, perché mi fa piacere declinarlo rispetto al nostro paese, questo principio. Noi che siamo sempre stati un paese importatore di materia prima energetica con un deficit strutturale rispetto all'estero, per la prima volta grazie a queste tecnologie nella storia del nostro paese abbiamo la possibilità di avere infinita materia prima. Mi riferisco al sole, al vento e anche con qualche capriccio anche all'acqua. Con qualche capriccio perché naturalmente l'idraulicità negli ultimi anni anch'essa ha risentito in parte naturalmente dei cambiamenti climatici. Tuttavia queste tecnologie oggi faticano ancora a imporsi, nonostante ci sia un'evidenza del fatto che c'è un cambiamento climatico in essere, e il modo per affrontarlo, per mitigarlo e per attivare un processo di adattamento è quello di spingere in maniera molto molto importante sulle rinnovabili. Noi abbiamo un problema di condizioni complessiva come sistema industriale, perché poi sono le imprese naturalmente che devono investire, realizzare gli impianti. Abbiamo un problema di condizioni perché naturalmente il quadro delle procedure autorizzative non è adeguata ai target europei che ci sono posti anche dalla legge sul clima, ma al di là degli obiettivi che ci vengono posti normativamente, anche dagli obiettivi industriali che noi dovremmo porci, perché non dimentichiamoci che utilizzare le rinnovabili significa migliorare intanto il costo di approvvigionamento, che poi andrebbe positivamente a favore di famiglie e imprese, ma soprattutto nel caso del nostro paese rivendicare con forza un'importante autonomia energetica. Mi riferisco naturalmente a quella dipendenza dall'estero che in qualche modo verrebbe ridotta. Ora, in questo contesto, le condizioni oggi non sono le migliori, abbiamo delle procedure autorizzative che non sono compatibili, come dicevo, e soprattutto in alcuni ambiti, penso all'idroelettrico, c'è la straordinaria incertezza dell'orizzonte temporale prospettico. Mi riferisco al tema della riassegnazione delle concessioni, oggi in discussione anche in Parlamento, proprio con il dibattito che c'è sul DL Energia in corso. Allora noi dobbiamo dare certezza alle imprese perché possano investire nelle rinnovabili per decarbonizzare l'economia, migliorare le condizioni ambientali, contrastare il cambiamento climatico e dall'altro lato migliorare l'approvvigionamento energetico in termini di competitività e soprattutto l'autonomia strategica nazionale. Perché dice lei che CVA SPA è un modello unico in Europa o quasi unico in Europa? È un modello abbastanza unico perché naturalmente è una delle aziende più performanti nel proprio settore, nel settore energetico in Italia, ma è un'azienda anche totalmente pubblica. E quindi questo binomio di un'azienda totalmente green, molto performante e totalmente pubblica è un unicum perché naturalmente nel produrre valore dal punto di vista industriale garantisce anche alla propria comunità, che è l'azionista naturalmente di questa azienda, di avere una straordinaria ricaduta sociale. Diciamo che contrasta anche un po' un luogo comune per cui le aziende pubbliche generalmente non sempre funzionano al meglio. Nel nostro caso, mi permetto di dire sommessamente, siamo un modello da questo punto di vista perché siamo molto attenti alla gestione, grazie anche ad un azionista, la Regione Valle d'Aosta, che ci garantisce piena autonomia manageriale, ci consente di operare al meglio, ma accanto a questa capacità industriale e di performance economico-finanziaria, naturalmente il fatto di essere totalmente pubblici, quel valore che viene prodotto ricade interamente su una comunità e dà un contributo in una regione, soprattutto come questa meravigliosa, ma una regione naturalmente dove ci sono difficoltà, essendo una regione totalmente pressoché montana, naturalmente è importante che ci sia una realtà come questa che garantisca questo tipo di ricadute. Ferrazzi, parliamoci chiaro, noi parliamo di ambiente spesso e di quello che è l'orizzonte, l'abbiamo parlato tante volte anche con scenari drammatici. Spesso però la gente recepisce meglio quando si tocca il soldo, diciamo, concretamente il risparmio. Allora c'è una slide che mostra il costo dell'elettricità che vorrei che commentassimo insieme, che fa vedere proprio visivamente i vantaggi delle rinnovabili. Il costo dell'elettricità
in euro al megawattora, no, non questo, quell'altro, dove si vede proprio la differenza rispetto al carbone, rispetto all'eolico e all'idroelettrico. No, non è questo è il costo dell'elettricità. C'è una lampadina come simbolo della slide. La vediamo subito. Eccola qua. Allora, in euro al megawattora. Beh, vede, questo conferma le parole di Giuseppe Arginò, saluto anch'io Giuseppe, perché quando noi parliamo di energia rinnovabile non parliamo solamente di impatto ambientale nullo o quasi nullo, a fronte invece del grande inquinamento dei derivati del petrolio e via dicendo, ma parliamo di una convenienza economica per le famiglie e per le imprese, perché ormai da tempo produrre energia da fonte rinnovabile costa molto di meno e dunque il prezzo può essere molto più basso. Ma noi ci ricordiamo solamente pochi mesi fa quando costava per esempio il gas, che è diciamo la fonte assolutamente più diffusa, come abbiamo visto prima, per produrre energia elettrica nel nostro paese. Noi siamo passati in pochi mesi, 2 anni fa, da un costo megawattora di 17 euro a un costo a 380 euro, ma non per motivi chissà quali legati all'industria, a problemi e via dicendo, ma per motivi speculativi della borsa di Amsterdam, che è una borsa appunto che lavora spesso su elementi di speculazione finanziaria e che ha imposto ai nostri settori dell'economia, alle nostre famiglie, dei costi esorbitanti. Ma ci ricordiamo quando le nostre famiglie facevano fatica ad accendere il riscaldamento d'inverno e molte tenevano il freddo perché non pagavano le bollette, o quelle centinaia di imprese piccole, medie e grandi che rischiavano di chiudere, le vetrerie di Venezia, della mia città, per fare un esempio, che hanno visto il gas metano schizzato alle stelle e quindi rischiavano di dover mandare a casa i propri lavoratori. Ecco, allora quando parliamo di autonomia energetica parliamo anche di settori, parliamo di questioni assolutamente centrali nella nostra convivenza e parliamo di questioni centrali anche dal punto di vista economico, perché come si vede benissimo in questa slide, mentre per esempio produrre energia elettrica da carbone ha il massimo costo, e abbiamo visto nella slide precedente che il carbone è ancora la fonte a livello mondiale più utilizzata per la produzione di energia elettrica, ebbene l'idroelettrico costa che cosa? Un quinto del carbone per esempio, ma anche il fotovoltaico costa molto meno e anche l'eolico. Allora a questo va aggiunto un altro elemento, l'evoluzione della tecnologia in corso fa sì tra l'altro che i costi della produzione del green si stanno abbassando con grandissima velocità, e sarà sempre di più così, ed è di ogni evidenza che anche le decisioni politiche e istituzionali che si stanno compiendo e a livello mondiale e a livello europeo e di conseguenza a livello nazionale stanno spingendo in questa direzione, perché vede, se il nostro paese non ha fonte energetica, diciamo quelle classiche intese nel Novecento, il carbone, il petrolio, il gas, eccetera, invece ha risorsa illimitata appunto delle risorse green, e poi ha una grandissima risorsa, ha la capacità di innovare, ha la capacità di investire nella tecnologia, che è la grande risorsa della idealità, dell'imprenditorialità italiana, della ricerca, dello spirito italiano. Ecco, il combinato disposto tra l'energia green dal punto di vista delle fonti e la capacità nostra di creare sviluppo è quello che può permettere al nostro paese di avere quel differenziale competitivo che gli consente di essere appunto più libero dai condizionamenti esterni, più libero dal punto di vista geopolitico e di far pagare anche delle bollette meno care ai nostri cittadini. Teniamo in considerazione che quando lo diceva bene Argirò prima, cioè quando si parla di queste trasformazioni non è che tutti applaudono, no? Certo, non è che tutti dicono è più complicato del previsto. Cioè, le lobby del petrolio e dei derivati non è che siano felicissime, ma se lei va a vedere, l'ho già detto in una nostra trasmissione qui, nel Museo delle Auto di Torino c'è un'auto del 1899 che andava già allora più di 100 km all'ora, era elettrica. Dopodiché cosa è successo? Quindi già all'inizio nell'automotive, diciamo, c'era già la possibilità tra motore endotermico e motore elettrico di andare nella seconda direzione. Poi è chiaro che tutta diciamo, l'impostazione legislativa, tecnologica e anche degli interessi che erano sottesi ha spinto per l'utilizzo del petrolio. Questo è evidente. Allora adesso bisogna fare una lobby culturale di massa per le fonti rinnovabili,
che si possono fare e sono anche la fonte di sviluppo economico, di ricchezza per il nostro paese e abbattono i costi per famiglie e imprese. Ecco, allora, lo diceva Ferrazzi, Argirò, il primo passo per creare questa lobby, diciamo, culturale è smontare l'alibi dell'eolico, il fotovoltaico costano troppo, troppe problematiche, va smontata questa cosa. Ma lo diceva bene Ferrazzi, è l'esatto contrario. Se pensiamo all'impatto dello shock energetico che l'interruzione dei flussi di gas russo ha avuto sull'Europa 27, di soldi pubblici che sono stati necessari per compensare gli squilibri generati sono pari a 715 miliardi di euro a livello europeo. Sto citando numeri della Commissione Bilancio della Camera e solo in Italia ne sono valsi più di 100. Allora, il tema è molto chiaro. Noi abbiamo bisogno di puntare sulla tecnologia rinnovabile perché non solo è più conveniente dal punto di vista economico, ma ci garantisce autonomia strategica nell'approvvigionamento. È chiaro che queste cose non si fanno da un giorno all'altro, è un processo industriale complesso che richiede il tempo, ma ci vuole un commitment forte da parte del Paese che dia un'indicazione molto chiara su quella che è la strada. Ad oggi ci sono delle difficoltà, che sono difficoltà di mercato, difficoltà industriali, complessità del sistema, che sono evidenti, ma se non si creano delle condizioni positive, se non ci sono degli elementi di certezza che consentono di creare le migliori condizioni per far partire questi investimenti che oggi gli operatori sono nella condizione di porre in essere, noi rischiamo di accumulare dei ritardi. E poi mi piace sempre ricordare un fatto importante. Noi attraverso diciamo, il riequilibrio del mix energetico a favore delle rinnovabili non solo facciamo bene all'ambiente, come è noto, ma nel caso del nostro Paese, per esempio, può costituire una straordinaria opportunità di crescita economico-sociale. Se pensiamo agli investimenti che si possono mettere in campo, noi come organizzazione stimiamo che per raggiungere i target europei previsti ci vorrebbero in qualche modo 80 miliardi di investimenti che potrebbero generare centinaia di migliaia di posti di lavoro nei prossimi anni. Allora questa non è solo una sfida e una complessità da affrontare, ma una straordinaria opportunità anche per le ricadute occupazionali che può generare il nostro Paese. Lo diceva Ferrazzi prima, noi abbiamo avuto una capacità industriale, intellettuale straordinaria. Pensiamo all'idroelettrico che mi sta particolarmente a cuore, noi siamo stati leader mondiali in questo settore, però purtroppo l'assenza di investimenti nel tempo, proprio perché sono venute a mancare quelle condizioni, ha fatto perdere anche una filiera straordinariamente importante dal punto di vista professionale. Allora noi operatori oggi chiediamo di ricostituire immediatamente queste condizioni, mi riferisco in particolare al tema delle riassegnazioni e concessioni. Se noi oggi trovassimo lo strumento normativo, come stiamo sollecitando e caldeggiando alle autorità governative, per la riassegnazione immediata degli investimenti, che riguarda peraltro, nel caso dell'Italia, per l'80-90% delle aziende sono o totalmente pubbliche o parzialmente pubbliche, significherebbe rilanciare 15 miliardi di euro di investimenti nei prossimi 10 anni e in qualche modo ripristinare una filiera che ha visto l'Italia essere protagonista nel mondo. È un'occasione strategica che non ci possiamo permettere di perdere. Diversamente noi rischiamo di abbandonare un settore un po' a se stesso, tenendo conto che quei costi che venivano anche citati nelle slide fanno riferimento a costi al cosiddetto LCOE nel momento in cui questi impianti furono realizzati, ma se pensiamo che i grandi impianti hanno una media di 60-70 anni di età, dobbiamo immaginare che oggi questi impianti sono da assoggettare a manutenzioni straordinarie importanti, con grandissimi investimenti da realizzare. Allora è importante oggi creare queste condizioni perché facciamo bene all'ambiente e diamo un'opportunità straordinaria di crescita al Paese. Lei è vicepresidente di Elettricità Future, quindi all'interno di Confindustria immagino che il vostro settore faccia pressioni sulla politica per arrivare a questi obiettivi. Che ostacoli trovate dalla politica? Oggi diciamo che c'è stato un lavoro importante che è stato fatto di acquisizione di consapevolezza di queste tematiche nei confronti di tutte le forze politiche e oggi c'è un consenso sostanzialmente unanime rispetto alla costruzione di uno strumento giuridico che dia questa prospettiva di certezza. La difficoltà oggi è che noi abbiamo un PNRR
che aveva indicato tra gli obiettivi quello di indire procedure di gara pubbliche, cosa che nessun paese europeo ha fatto, cosa che nessun paese europeo intende fare. La Francia sta attivando una normativa addirittura per trasformare le concessioni in autorizzazioni, in alcuni casi le sta già prorogando. Allora oggi quel sotto-obiettivo che era stato indicato nel 2021, quando ancora non c'era stato lo shock energetico e tutte le cose che conosciamo oggi e che quindi hanno cambiato radicalmente lo scenario dal punto di vista energetico, è di fatto superato. Allora noi chiediamo al governo di dialogare con la Commissione europea per una rimodulazione del PNRR che metta il sistema nelle condizioni di far partire oggi gli investimenti, anziché attendere la scadenza delle concessioni per esempio al 2029 e con procedure di gara che saremo gli unici in Europa a fare e che presentano una grandissima quantità di rischi, per esempio attraverso il sistema di gare sappiamo che poi genererebbero molti contenziosi, si rinvierebbero molti investimenti ad una data che andrebbe certamente oltre il 2030. Una delle cose che è stata detta nella COP del 2028 nella COP28 che si è chiuso un mese fa, certamente è stato affermato indicato per iscritto, il prossimo decennio per il riequilibrio del mix energetico sarà il decennio critico. Allora noi non possiamo permetterci come paese di aspettare il 2030 per far partire gli investimenti nell'ambito idro. Dobbiamo farlo oggi e quindi sono convinto che se il governo porrà tutta la sua forza e spiegherà alla Commissione europea la strategicità di questa occasione, sono convinto che alla fine una soluzione giuridica si possa trovare. Oggi in Parlamento c'è il DL Energia in discussione, ci sono degli emendamenti che vanno in questo senso, già il Ministero dell'Ambiente aveva predisposto una norma di questo genere che poi per questa conflittualità con la pianificazione del PNRR e i rischi che comportava rispetto alle rendicontazioni della rata è stato un po' messo in discussione, ma ci sono oggi le condizioni per farla, per chiudere questa norma e creare le condizioni per far partire immediatamente gli investimenti. Argirò ha parlato di Francia prima, mi è venuto in mente un collegamento Francia, paese dove ci sono diverse centrali nucleari. Noi abbiamo visto anche in quelle slide una torta, una fetta di torta che riguarda il nucleare. Sul nucleare, l'abbiamo parlato diverse volte, è un tema sempre molto spinoso, certo non è energia rinnovabile, però ecco, il tema dal no secco è cambiato un po' diciamo negli ultimi mesi, però c'è sempre un grande però. Ma guardi, bisogna essere franchi su questo. A livello mondiale, a livello europeo, il nucleare sui paesi che hanno scelto strategicamente da tempo come il nostro di non inserirsi in quegli investimenti è complicatissimo da immaginare. Sto parlando adesso del nucleare da fissione, non da fusione, cioè da quel straordinario sviluppo tecnologico, per ora scientifico più che tecnologico, che se dovesse arrivare a processi industriali sarebbe la rivoluzione del millennio, perché consentirebbe una produzione di energia infinita a costi bassissimi, utilizzando diciamo, l'idrogeno e utilizzando tra l'altro diciamo, sistemi che producono scorie quasi a zero. Quindi quella sarebbe davvero una rivoluzione straordinaria. È giusto che il nostro paese sia inserito in progetti l'ITER europeo, abbiamo grandi aziende che sono inserite in progetti paralleli, per esempio negli Stati Uniti, con Harvard e via dicendo. Per quanto riguarda però la possibilità di oggi, per i prossimi decenni, cioè la fissione nucleare, è di ogni evidenza che un paese come il nostro non può nemmeno immaginare di superare la questione del gap e delle necessità appunto dell'abbattimento delle emissioni attraverso investimenti nucleari. Perché sa, una centrale nucleare di terza generazione, che è l'unica che si può costruire oggi in Italia, perché le centrali di quarta generazione di cui molti parlano ad oggi non ci sono nemmeno nei progetti da qua al 2030, ebbene costa una decina di miliardi di euro, con anni di costruzione che nel nostro paese sarebbero di 15-20 anni, con tutti i derivati, per non nascondere tra l'altro il fatto, e no, dobbiamo ricordarci di questa cosa, che abbiamo fatto 2 referendum nel nostro paese, certo. L'ultimo una decina di anni fa, che si è espresso nel nostro paese al 90% contro. Allora, d'altro canto, ho sentito anche il nostro governo molto freddo. Se lei va a vedere le dichiarazioni della Meloni, ha raffreddato qualsiasi entusiasmo in questa direzione, e lo stesso Pichetto Fratin ha detto che l'Italia non è contraria al nucleare, ma non darà un euro questo governo per produrre impianti nucleari pubblici. Allora non si capisce cosa vuol dire, lo devono fare i privati, il nucleare, energia. Quindi insomma entriamo in un settore che è un settore molto complicato per il nostro paese, ma soprattutto è un paese che ha scelto
di seguire altre strade, oggi non è nella condizione di poter immaginare la costruzione tout court ex novo di centrale nucleare oggi per domani. La via per il nostro Paese è quella che stiamo indicando qui, cioè è la via della produzione di energia green, che è sostenibile, si può fare velocemente. Naturalmente la politica e le istituzioni devono velocizzare i processi. Noi abbiamo ancora sistemi autorizzativi che sono vecchi, lenti, lentissimi sulla carta e ancora più lenti poi nelle fasi applicative. Anche la questione delle concessioni. Non possiamo aspettare 10 anni, 6 anni, 7 anni per attivare i processi e i meccanismi che sulla carta magari rispondono anche a logiche appunto ragionevoli, ma che poi diventano insostenibili economicamente, perché se noi dobbiamo avere subito un aumento, una triplicazione da qua a 7 anni, anzi ormai 6 anni, della produzione di energia da fonti rinnovabili, le aziende non è che investono i miliardi quando non hanno la certezza poi di un ammortamento pluriennale su investimenti miliardari. Allora la politica deve svegliarsi, deve capire che col mondo delle imprese bisogna parlare, col mondo delle rappresentanze bisogna parlare e tutti insieme costruire davvero i processi di miglioramento. Argirò, siamo in chiusura, le faccio l'ultima domanda. Noi siamo ottimisti per natura, noi guardiamo cosa si può fare, non cosa non si riuscirà a fare. Però lei è stato molto chiaro, è stato chiaro anche Ferrazzi e lo diciamo spesso, non c'è molto tempo per invertire questa rotta con le tempistiche dell'Agenda 2030, del Green Deal, eccetera. Allora, che arco temporale vi date voi industriali, che arco temporale date al governo per fare quello che ha detto lei? Perché cioè, noi diciamo si deve fare adesso, ma secondo lei qual è la condizio sine qua non? Qual è il limite temporale entro il quale poi diventa davvero troppo tardi? Allora, secondo me dal punto di vista industriale, per quanto attiene le rinnovabili, i 12 mesi che abbiamo davanti sono i più importanti in assoluto per il sistema paese, proprio perché se noi parliamo di obiettivi al 2030 e di un processo net zero al 2050, è nei prossimi 12 mesi che si devono creare le condizioni perché poi dal 25 al 30 si possano implementare gli investimenti. Non ricordiamoci che ci sono dei tempi tecnici che sono anche complessi, perché oltre all'autorizzazione poi c'è la fase realizzativa. Allora a me piace dire, richiamando l'ottimismo che citavate, è che noi siamo in una fase di transizione all'interno di una transizione che comunque continuerà sempre, perché è una trasformazione continua quella dell'umanità e in questo anche la componente energetica. Allora, dato che condividevo sul nucleare le considerazioni che facevate in studio, nelle more che si possa arrivare ad un'innovazione tecnologica straordinaria come può essere quella della fusione nucleare, noi abbiamo la possibilità di realizzare con le tecnologie di oggi, e mi riferisco a impianti rinnovabili, a sistemi di stoccaggio e batterie, alla gestione delle reti intelligenti di distribuzione, un sistema che possiamo considerare transitorio, che potrà farci attraversare i prossimi 30 anni, per esempio di approvvigionamento energetico in modo conveniente e in autonomia strategica. Dopodiché la tecnologia farà passi avanti, è giusto che il nostro Paese partecipi in modo importante anche a questi processi di innovazione tecnologica di cui potremo fra 20, 25, 30 anni magari raccogliere i frutti anche dal punto di vista industriale. Questo processo oggi ci potrà accompagnare, per questo quando per esempio vedo quelle soprintendenze che con un approccio ideologico tendono a negare sempre qualsiasi tipo di autorizzazione ai nostri impianti, cerco sempre di immaginarmi e di spiegare loro che questi sono impianti che comunque sono transitori, certo transitori che possono durare 2-3 decenni, ma questa è una fase del mondo, della storia del mondo, nella quale o passiamo da questa strada o noi rischiamo un aumento medio delle temperature medie del pianeta o comunque rischiamo di non averci provato anche a ridurre questo incremento della temperatura media del pianeta, di cui poi le prossime generazioni pagheranno le conseguenze. Io mi sento in dovere morale comunque di fare qualcosa e oggi abbiamo la tecnologia, l'opportunità e le condizioni per farlo. Sarebbe un delitto se non lo facessimo. Chiarissimo, grazie Roberto Argirò, Giuseppe Argirò, scusate, grazie davvero per la sua testimonianza. Insomma, 12 mesi cruciali da qui al prossimo anno, al prossimo gennaio, sono i mesi nei quali si mettono le fondamenta per il nostro futuro. Grazie a Giuseppe Argirò, grazie davvero. Grazie a voi dell'invito, grazie a tutti i telespettatori, grazie a voi. Ferrazzi, allora la prossima settimana chi avremo ospite? Prossima settimana avremo ospite Francesco Rutelli, che conosce il settore dell'ambiente da tempo,
è stato sindaco di Roma, è stato vice premier a livello nazionale, presidente di associazioni a livello mondiale che si occupano anche di queste questioni. Ha scritto peraltro un libro molto interessante, uscito pochi mesi fa, che si intitola Il secolo verde, e quindi con lui ci confronteremo sulle decisioni da assumere nei nostri territori, nel nostro paese e anche a livello mondiale per far sì che questo sia davvero un secolo verde. Benissimo, grazie a Andrea Ferrazzi, grazie a voi che ci avete seguito. Vi lascio al film L'albero della vita, Elizabeth Taylor e Montgomery Clift, un film del 1957, il meteo e poi questa sera ovviamente i nostri telegiornali. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in deciso aumento su tutta Italia, dunque anche sul nostro territorio il tempo sarà buono. Il dettaglio di venerdì 12 gennaio. Sul Veneto non mancherà il sole come ci mostra la grafica, il cielo generalmente sereno salvo qualche locale nebbia sulla zona pianeggiante durante le ore più fredde. Le temperature saranno in lieve locale aumento, minime ancora sotto zero, massime comprese tra 5 e 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui soleggiato, cielo sereno o velato, non sono previste piogge. Temperature minime tra -3 e 2 gradi, massime sui 6-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Dominerà il sole con solo qualche annuvolamento sull'Alta Valle Aurina al mattino. Temperature minime intorno agli 0 gradi, massime sugli 8-9 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.